La Scala dei Turchi ha una via d'accesso, una passerella. A mostrarvela è un video realizzato da Maria Amico. L'associazione ambientalista in una nota non ci gira troppo intorno con le parole per mostrare disappunto. La montagna commenta ha partorito un topolino. È improbabile che questo nuovo percorso sopravviva alle sciroccate estive. E poi continua l'associazione, si tratta di una piccola e brutta pedana che insieme ad un percorso in acqua segnato da alcune boe permette ai turisti di raggiungere il lato della scala praticabile. E l'idea non sembra piacere neanche ai turisti che continuano a percorrere la vecchia via, mettendosi quotidianamente in pericolo. Era lo scorso 8 dicembre, 8 mesi fa, quando Capitaneria di Porto e Comune hanno emesso un'ordinanza per vietare il transito alla Scala dei Turchi a seguito del crollo di alcuni massi. Maria Amico attraverso un progetto ha proposto una soluzione economica e definitiva, ovvero la semplice rimozione delle parti di roccia a rischio caduta. Un'azione, spiega Maria Amico, che avrebbe comportato una sola settimana di lavoro e avrebbe permesso alla Scala dei Turchi di presentarsi agibile con l'arrivo della bella stagione. Ma i rapporti tra Maria Amico e l'amministrazione comunale di Realmonte sono incrinati da tempo ed in particolare da quando il comune si è opposto all'affidamento del bene da parte del proprietario all'associazione ambientalista. Ma questa è un'altra storia.